Per uscire dalla crisi bisogna darsi da fare e non lasciarsi scappare alcuna opportunità. Mai come in questo periodo sono una manna dal cielo i 10 milioni di euro che la Regione Veneto ha messo a disposizione per finanziare i bandi per lo sviluppo di imprenditoria femminile e giovanile. Abbiamo una risposta del territorio veramente sorprendente. Oggi abbiamo un centinaio di persone qui che assistono alla presentazione dei bandi da parte della Regione e davvero tanti si sono presentati allo sportello. In un momento di crisi la donna e il giovane deve reagire cercando di creare imprese. La Camera di Commercio ha presentato 2 bandi gemelli interessantissimi a fondo perduto per il 50% che erano attesi dal 2009. Il minimo di contributo sono 10.000 euro, il massimo sono 75 e quindi si possono finanziare progetti non enormi che spesso si trovano questi tipi di progetti da parte delle donne e dei giovani, ma anche progetti più consistenti. Beneficiari degli aiuti agli investimenti sono le nuove imprese a prevalente partecipazione femminile, vale a dire che la società deve essere per i 2/3 costituita da donne, quindi non si guarda solo alla maggioranza del capitale sociale. Per le imprese giovanili invece è solo richiesto il limite di età, che è massimo di 35 anni. In provincia di Belluno il numero di imprese femminili attive a settembre 2012 era 3.388, cioè il 22,3% delle imprese del territorio, circa la metà quelle giovanili, 1.428, cioè il 9,4% del totale, con i settori del commercio, ristorazione e trasporti a farla da padrone. L'opportunità offerta è, come si può capire, imperdibile. Abbiamo avuto positive esperienze, abbiamo organizzato sempre coi fondi regionali numerosi corsi e ci sono idee molto interessanti da poter portare avanti con questo tipo di finanziamento. Le domande dovranno essere presentate a partire dal prossimo 4 febbraio. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Regione Veneto o direttamente alla Camera di Commercio di Belluno.